O tagliament che tu vas pel Friuli, culto lavio di glerie, passonante. Inizia così un canto dedicato al maggior fiume friulano, il Tagliamento, che ha segnato, nel bene e nel male, la storia delle genti rivierasche. Il fiume nasce dalle Alpi presso il passo della Mauria e dopo un viaggio di 172 chilometri attraverso la Carnia ed il Friuli sfocia nel mare Adriatico. La sua natura è imprevedibile. A volte fluisce con tale lentezza da sembrare tramortito. Altre volte si scatena, selvaggio e distruttore. Una via d'acqua, di comunicazione, di civiltà. Lungo i suoi mutevoli argini, in tempi remoti, sorsero i primi insediamenti umani. Fra essi Morsano e le sue frazioni di Bando, Mussons, Saletto e San Paolo. Tagliamento rapax et ferox, rapace e feroce, così lo definirono i romani. Ma l'uomo non può fare a meno del fiume, ne desidera l'amicizia e l'aiuto, una solidarietà che gli è necessaria per sopravvivere e prosperare. L'acqua era il simbolo stesso della vita, la certezza che si concretizzava nel poterla attingere, nel catturare i pesci, negli agguati tesi a cervi, caprioli e altri selvatici scesi ad abbeverarsi. Una certezza date anche dalle pietre levigate del suo letto, usate per costruire abitazioni. Difficile stabilire chi siano stati i primi abitatori di questo lembo di pianura. Una deduzione è possibile dai ritrovamenti archeologici avvenuti nelle zone limitrofe che attribuiscono a Euganei, Veneti e Celti le prime colonizzazioni. I Celti in particolare lasciarono in eredità il rito dei fuochi epifanici e la loro parlata influì sulla costruzione di quella che sarebbe divenuta la lingua friulana. Lo stesso termine tagliamento è probabilmente di origine celtica, da tilen, che significa devastare, ed avent, che significa rapido. I romani conoscevano bene il tagliamento. Per risanare le paludi generate dal fiume, Roma diede inizio ad un'importante bonifica del territorio, assegnando a coloni o soldati veterani intere zone per essere coltivate, dette predii. Tali aree finivano per assumere il nome dei loro proprietari. Morsano ne è un esempio. È probabile che Mursius o Martius fosse il colone e Mursianus o Martianus il territorio a lui assegnato. Alcuni anni or sono la campagna ha restituito una stele sepolcrale che testimonia di una presenza romana di una certa importanza. Nel 400 d.C. si scatenarono le incursioni barbariche. Nel 402 i Visigoti conquistarono il Friuli, gli Ostrogoti seguirono nel 488 e gli Unni nel 542. Profondi segni nella cultura locale furono lasciati dai Longobardi, che dominarono successivamente il Friuli per 200 anni. In questo periodo nasce il nome Friuli. Dopo i Franchi e gli Ungari, la regione passò sotto il controllo del patriarca di Aquileia. Il controllo delle terre e delle popolazioni era affidato ai nobili eletti dal patriarca. La famiglia che più a lungo dominò Morsano fu quella dei Conti di Prata. Da essi il paese prese la dicitura Morsano di Prata, usata poi per molti secoli. Diverse famiglie governarono poi Morsano. I Caporiacco, già nel 1190, i Montelongo, i Duino, i Floridi, i Montalbano. Questi feudatari abitarono il castello, anticamente chiamato Castrum de Morsano. Il castello fu sostituito nel 1600 da un palazzo abitato dai Grotto. San Paolo, Bolzano e Mussons, ubicate ancora sulla riva sinistra del fiume, furono governati dai conti di Gorizia e successivamente dai Savognani. Nel 1411 il Friuli divenne campo di battaglia tra Venezia e l'impero che si contendevano la regione. Nel 1418, a Bando, 600 friulani sconfissero vanamente le truppe veneziane che conquistarono il Friuli e lo dominarono fino al 1797. A testimonianza di questo periodo rimane tuttora a Morsano il palazzo settecentesco dei Marin di Venezia. Si prospettava un periodo funesto. Nell'agosto del 1542 una nuova iattura, un'invasione di locuste, tante da oscurare il sole. Si abbatté nella zona trasformandola quasi
in un deserto. Il tagliamento intanto ciclicamente impazza. In ripetute alluvioni 1440, 1561, 1571, 1574, 1592. La sua furia impone nuovi alvei, abbatte castelli, rocche, case, sconvolge la campagna. La più importante fu quella del 1596. Il fiume si aprì un varco a est di San Paolo per raggiungere il corso principale sotto Mussons. Questi paesi rimasero per oltre un secolo su un'isola, tra due rami del tagliamento. Alle alluvioni si associò il terremoto che sconvolse l'intera regione. Nel 1628 una gran fame. Nel 1629 un'invasione di lupi che portarono epidemie gravissime. Seguirono il tifo, il vaiolo, la peste, 13 volte nel corso di un secolo. La gente stremata invocò la protezione divina ed eresse cappelle devozionali dedicate a San Rocco, santo degli appestati. È del 1553 la chiesetta costruita in territorio di Morsano. Nel 1692 una parte del monte Adua precipitò nel tagliamento creando un lago artificiale. 2 brecce successive provocarono inondazioni di tale portata che i detriti trasportati dal fiume interrarono il vecchio letto, lasciando San Paolo e Mussons sulla riva destra e congiungendoli definitivamente a Morsano. Con la scoperta dell'America le cose cambiarono. Mais e patate comparvero nei campi. Migliorava sensibilmente l'alimentazione e grazie anche ad un periodo di pace di quasi 2 secoli si ebbe un notevole incremento demografico. Con l'invasione di Napoleone si decretò la fine della Serenissima. Uno scontro tra veneziani e francesi si ebbe anche nei pressi di San Paolo il 15 marzo 1797. Durante la dominazione napoleonica furono tolti terre e poteri ai nobili e al clero. Molte comunità furono raggruppate tra loro in un unico comune. Morsano, non più proprietà dei Conti di Prata, divenne comune autonomo nel 1805. Adesso furono aggregati San Paolo, Saletto, Mussons e Bando. Questa autonomia fu confermata dall'Austria subentrata ai francesi nel governo del territorio. Il 1817 è l'anno della grande fame. Alluvioni e grandinate spropositate avevano compromesso il raccolto. A Morsano si ebbero 143 morti. Altre incursioni del tagliamento recarono danni nel 1823, 1843, 1851. Finalmente nel 1879 iniziarono i lavori per la costruzione degli argini che, da Casarsa al mare, dovevano cercare di contenere la furia del tagliamento. Già allora, a causa delle precarie condizioni di vita, molti nuclei familiari presero la strada dell'emigrazione, soprattutto verso le Germanie e le Russie, e trovarono impiego come fornaciai, manovali e muratori. La Grande Guerra costò moltissimo al Friuli. Al loro passaggio le truppe requisirono viveri ed animali da lavoro per necessità belliche e quel che rimase fu confiscato dai contingenti nemici. Dopo la guerra, ancora una volta le condizioni di vita colpirono i più deboli, i più poveri. Molti sciamarono verso l'Argentina. A Morsano però il clima che si respirava era diverso, dovuto a uno spirito illuminato. Daniele Moro, convinto che l'uomo sia la base del progresso e che l'uomo è tale solo se libero dal bisogno, Moro seppe riscattarne la dignità attraverso il lavoro intelligente e solerte. Fu innovatore e abile amministratore, gentiluomo e amante della terra. L'intera comunità gli deve riconoscenza infinita. Se i suoi coloni ne furono beneficiati, Moro nel testamento si ricordò dei vecchi per i quali dispose la costruzione della casa di riposo dotata di 15 campagne. È il momento della Seconda Guerra Mondiale. Molti giovani di Morsano non ritornarono alle loro case, caddero nei campi di battaglia. Altri terminarono i loro giorni nei campi di sterminio. Gli scampati alla guerra avevano ben poche prospettive e una di queste fu di nuovo l'emigrazione. Oltre che nell'Europa occidentale, a centinaia si diressero verso il Sud America, in Canada e fino alla lontanissima Australia. Intere generazioni sbarcarono in paesi stranieri, a volte ostili, gente povera, ma con un bagaglio patrimoniale fatto di onestà, dignità, attaccamento al lavoro e alla famiglia, alla piccola patria e alle tradizioni, alle marilenghe, valori che ancora oggi gli emigranti mantengono vivi e portano con loro orgogliosamente come fosse una bandiera. Quelli che rimasero cominciarono la ricostruzione con caparbietà e determinazione, con enormi sacrifici, come gli avi avevano fatto nei secoli.
La trasformazione economico-sociale che ne seguì è cosa di ieri e conquista di oggi. Case vecchie e fatiscenti, stalle chiuse, fienili vuoti. Ce ne sono ancora molti saranno. Molti, se assieme all'orecchio porgi anche il cuore, ti racconteranno le ansie, le speranze, le trepidazioni, le abitudini di una gente lontana, fatta di cose semplici, schiette sincere, di tradizioni, di religiosità. I ricordi della benedizione della frutta e dell'acqua il giorno dell'Epifania. A bando la tradizione di uccidere il maiale il giorno di Sant'Antonio il 17 gennaio. San Paolo il 25 gennaio, grande festa per la frazione. Le feste più attese dell'anno dove era permesso divertirsi liberamente, il carnevale. Il ricordo di Dino Venis durante la Quaresima, la Settimana Santa, l'Ulivo, la Pasqua, il tiro alle uova a San Rocco. Il 25 aprile San Marco, il suono della banda in paese, la scampagnata tra i campi. Le erogazioni, preghiere cantate, le litanie dei santi, la benedizione dei campi, le croci, le processioni, la benedizione dell'acqua durante la Pentecoste,
la bellezza dei fiori e degli alberelli che trasformavano il paese al Corpus Domini, la sagra degli amoni e dei gamberi a Saletto il giorno di San Pietro e Paolo, la barca di Noè nel cielo di mezzanotte, le paure dei contadini. Sant'Osvaldo il 5 agosto, grande festa a Mussons. Il 16 agosto, San Rocco, la festa della Madonna della Cintura, il concerto della banda, i palloncini veneziani, i fuochi d'artificio. A San Paolo la Madonna del Rosario e la Signora di Lourdes. San Martino, 11 novembre. 21 novembre, la Madonna della Salute. Morsano si trova ad un'altitudine di 14 metri sul livello del mare e occupa una superficie di 32 km quadrati. Il paesaggio è quello della bassa pianura friulana. Paesi e borghi sono immersi nel verde di una campagna pregna di umori, dove il nuovo ha trovato collocazione accanto all'antico, nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni. Il comune è attraversato dalla strada diretta Portogruaro-Udine, costruita sul sito della mancata ferrovia che scavalca il tagliamento con il lungo ponte di Madrisio. Attualmente il comune conta 3.000 abitanti, 4 nuove frazioni: Saletto, Bando, Mussons e San Paolo. Fra le frazioni di Morsano, Saletto è la località che trova per prima riscontro nei documenti storici. Già nel 762 veniva data in dono all'abate di Sesto a Reghena dai duchi del Friuli. Il suo toponimo è un'evoluzione di Salicetum, luogo ricco di salice. Saletto è un borgo piccolo, dai massicci casali plurifamiliari, ocracei con funzione agricola. Verso est, un po' staccati dal centro, la chiesetta con campanile e cimitero, aperti solo in poche occasioni. Pur se oggi si presentano unite, Saletto e Bando in passato erano ben distinte, collegate da una strada ancora oggi esistente che si snoda tra i campi e praticata per usi agricoli. Bando è un toponimo di origine medievale. Il banno era il diritto di comando dei signori che si esercitava sui villaggi o territori. Compare nei documenti storici nel 1192. Sulla strada che da Morsano porta a Cordovado si trova la località Feletti, il cui toponimo risale molto probabilmente a Filietum, zona ricca di felci. La località si compone di 2 cortili con relativi fabbricati, il più antico dei quali potrebbe risalire alla fine del 1500. La frazione più popolosa, circa 400 abitanti, è San Paolo, dedicata all'Apostolo, forse per invocarne protezione dalla furia del tagliamento, sulla cui riva il paese è situato. La documentazione scritta cita San Paolo nel 1047. Le abitazioni sono disposte lungo la via principale, sulla quale si innestano le vie secondarie. Altri aspetti caratterizzano il paese: i numerosi dipinti murali, i comignoli, le aperture del sottotetto, i portici d'ingresso ai cortili fatti ad arco. Il paese anticamente era più a nord, ma fu distrutto dal tagliamento nel corso dei secoli. Nelle immediate vicinanze esiste ancora una fornace costruita in questo secolo. Testimonia l'antico mestiere di fornaciaio che doveva essere molto diffuso in paese, se nel 1700 le fornaci esistenti nella villa di San Paolo erano ben 16. Sulla strada che da San Paolo porta a Mussons si trova la piccola località di Bolzano, costruita da uno degli antichi proprietari per alloggiare i contadini necessari alla conduzione delle proprie campagne circostanti. Spicca il palazzo padronale, consistente in un lungo fabbricato composto da un piano rialzato con sottostanti cantine. Interessante la chiesetta dedicata ai santi Pietro e Paolo, databile al 1500.
L'origine del borgo è però anteriore al 1190, data delle prime documentazioni scritte. Mussons è la frazione più a sud del territorio comunale e si incunea tra l'argine del fiume e il confine con la provincia di Venezia. Il centro del paese è Piazza 4 Novembre, sulla quale si affacciano i pochi negozi, la scuola materna, la latteria, la pesa, ma non la chiesa che è situata in prossimità dell'argine. Attorno alla piazza i vari borghi, Borgo Picci, Borgo Fiori. I più antichi documenti riguardanti Mussons risalgono al 1254. Fa parte di Mussons la località staccata di Pojana, che testimonia la presenza slava in zona. Il toponimo deriva da Poljana, nome sloveno che indica terreno aperto, campagna. Il borgo si compone di una decina di abitazioni poste vicino ad un trivio, al cui centro si trova un tempietto votivo dedicato alla Madonna. Lo sviluppo di Morsano è stato costante, al passo con le altre realtà della provincia. Le componenti economiche del paese risultano oggi ben equilibrate. Attualmente la maggioranza della popolazione trova impiego nell'industria, sia fuori comune, a Pordenone, o a San Vito al Tagliamento, sia in loco. L'impiego massiccio di manodopera nell'industria ha segnato la scomparsa di molti mestieri arcaici e pochi sono oramai gli artigiani. Anche il settore agricolo ha visto diminuire i suoi addetti. Dal lavoro eseguito a mano con l'aiuto degli animali, l'uomo è passato a praticare un'agricoltura meccanizzata, con attrezzature specializzate e all'avanguardia, che danno la possibilità di sfruttare al massimo le risorse del terreno. Con l'introduzione della tecnologia moderna nei processi produttivi, notevoli risultati si hanno oggi nell'allevamento di bestiame. Diverse persone trovano impiego nel settore commerciale, nei servizi o nel lavoro stagionale praticato nelle vicine località turistiche dell'Adriatico. Nel territorio comunale sono attivi 5 plessi scolastici che accolgono gli alunni dai 3 ai 14 anni, cioè fino al compimento dell'obbligo scolastico. Nel capoluogo è ubicata la scuola media che accoglie allievi da tutto il comune in un edificio costruito nel 1980. Gli sorge accanto la scuola elementare, costruita nel 1932 e ristrutturata nel 1984. Poco distante la scuola materna, nella confortevole sede costruita ex novo su lascito del medico Cordero. Questa scuola, a gestione privata, retta fino al 1992 dalle suore elisabettine, è sempre nel cuore dei morsanesi. L'altra scuola materna, quella statale, si trova nell'edificio di Mussons, ospita i piccoli allievi del paese e della frazione di San Paolo. Il quinto plesso si trova a San Paolo, nell'edificio di Via Interna, costruito negli anni 40 e riadattato alle moderne esigenze scolastiche nel 1991. Qualche nonno ricorderà con nostalgia le sue recite, i suoi saggi. Numerose sono le associazioni presenti sul territorio comunale. Nel capoluogo e nelle frazioni operano da oltre 10 anni i comitati festeggiamenti che puntualmente ripropongono le sagre paesane con musica, spettacoli e piatti tipici. L'oca a Morsano, i gamberi a Saletto, il mus a Mussons, la capra a San Paolo. Nel campo del volontariato sociale è forte l'impegno dell'Avis che da oltre 25 anni sensibilizza la comunità sui problemi della salute. Allo sport ci pensa la società polisportiva. Intensa anche l'attività del tennis club.
Nel campo musicale, quasi a perpetrare una vecchia passione morsanese, due gruppi. Il coro Martianus, nato nel 1980 con un ricco repertorio di brani che spaziano dalle polifonie al folklore. Il gruppo musicale folcloristico Balafon, sorto nel 1988, con il duplice scopo di avviare i bambini alla musica e divulgare il patrimonio folcloristico friulano. Come non ricordarsi degli alpini? Sempre presenti dove necessita la loro opera, si sono costruiti nel tempo libero la loro sede, punto d'incontro per riunioni ed allegre serate. Morsano, grazie alla lungimiranza di Daniele Moro, il quale ha destinato tutti i suoi beni al sostentamento degli anziani bisognosi del comune, sin dagli anni 40 è dotato della casa di riposo, costruita secondo la tipologia e le necessità dell'epoca. Nel 1990 l'amministrazione della casa di riposo si è assunta l'impegno di dar corso alla ristrutturazione dell'intero complesso edilizio, divenuto vetusto e non più corrispondente alle esigenze assistenziali. La devozione religiosa era ben radicata nelle popolazioni morsanesi. Ne sono prova i numerosi affreschi dipinti sui muri delle case. Madonna col bambino, del rosario e vari santi ormai estinti e quasi irriconoscibili si trovano un po' dovunque nei borghi del comune. Ogni paese ha la sua chiesetta parrocchiale, intitolata al Santo Protettore. Le mutate condizioni economiche hanno trasformato il paese che, pur mantenendo inalterata la struttura originaria, si è abbellito e rinnovato. Nell'antica piazza Infanti si sta recuperando il suo patrimonio edilizio. La chiesa di San Martino, da poco restaurata, si affaccia sulla piazza Daniele Moro. Nel 1988 è stato inaugurato il bellissimo municipio ricavato dall'ex Palazzo Moro. Accanto all'edificio, il monumento al grande benefattore. Questa è Morsano al Tagliamento. Anzi, Morsanda li Aucis. No, non ci siamo dimenticati delle oche. In tempi non molto lontani popolavano rogge, canali, aie e cortili, le strade principali. Un'immagine oramai lontana nel tempo, ma viva nei ricordi del paese. Campane a feste è la voce di Morsano, la stessa che ha accompagnato nei secoli la sua gente e la sua storia, oltre le difficoltà, verso il domani.